Buonasera. Buonasera, benvenuti a Bertiolo per un evento speciale, la consegna del premio Friulano Doc 2020, premio che nasceva nel 1998 ed è inserito fra gli eventi della Festa regionale del vino di Bertiolo. Questo sarà un pomeriggio dedicato all'arte figurativa e non solo. Abbiamo ascoltato la musica ci accompagnerà nel corso di questo pomeriggio ed è stata introdotta da colui che è grande appassionato di musica, ma non solo, è anche il presidente della commissione che ogni anno individua il vincitore, il destinatario del premio Friulano Doc, Piero Pittaro, che poi rincontreremo perché nel corso di questo appuntamento ci accompagnerà a conoscere i brani che andremo ad ascoltare. Ad accompagnarci musicalmente ci sono i maestri Cristian Sebastianutto al violino e Bruno Sebastianutto al pianoforte che avremo modo appunto di rincontrare nel corso di questo pomeriggio insieme. Torniamo però al premio. Il premio Friulano Doc, diciamo, viene attribuito a un personaggio che con la sua attività ha dato lustro e fatto conoscere nel mondo la terra friulana, quella che comunemente noi chiamiamo la piccola patria del Friuli. L'individuazione del premio viene fatta da una commissione che è formata dal presidente della Proloco, presieduta sin dall'origine da Piero Pittaro. Nella commissione c'è anche l'amministrazione comunale e i personaggi premiati nel tempo a Bertiolo sono stati tanti, personaggi illustri nel mondo dello sport, dell'imprenditoria, della cultura, dell'arte, scienziati, e insieme formano quello che viene chiamato l'Albo d'Oro, che dà lustro al nostro Friuli, ma soprattutto a Bertiolo. Fanno parte di questo albo, solo per citare qualche nome, lo scrittore Carlos Gorlon, l'imprenditrice madre della grappa Gianola Nonino, l'atleta olimpica Manuela Di Centa, il pianista e compositore Glauco Venier, lo scienziato Ferrari e molti altri personaggi che appunto nel corso di questi anni, appunto sin dal 1998, sono stati premiati qui a Bertiolo. Invito adesso il sindaco Eleonora Viscardis, il presidente della Proloco Marino Zanchetta, Don Davide Gani, parroco di Bertiolo, e il presidente del Consiglio regionale Piero Maurzanin a raggiungermi sul palco per un breve saluto. Vi accogliamo con un applauso. Buonasera, benvenuti. Buonasera, inizio io portando i nostri saluti a tutti voi intervenuti qui stasera. Questo è l'ultimo evento di questa edizione straordinaria della Festa del Vino, una edizione straordinaria sia per le tempistiche. La Festa del Vino normalmente si svolge a marzo, a cavallo della festa di San Giuseppe, quando il vino è maturo, perché le origini della nostra festa affondano al primo dopoguerra. Quest'anno siamo arrivati alla 72esima edizione e di solito si faceva a marzo. Chiaramente l'anno scorso, proprio a poche ore prima dell'inizio, si è dovuto interrompere e annullare l'edizione. Quest'anno abbiamo voluto invece molto convintamente, sia l'amministrazione sia la Proloco, riproporre questo evento perché proprio per attribuire a questa festa, a questo evento, un significato di ripartenza, di rinascita dopo il periodo che abbiamo vissuto, nell'auspicio che veramente piano piano si possa tornare alla normalità. Abbiamo voluto chiaramente fare e proporre un format completamente diverso perché tutto deve essere dettato dalla massima prudenza, perché anche le ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra e dal mondo fanno capire che ci sono ancora dei pericoli e di conseguenza appunto di contagio, perciò dobbiamo essere ancora molto prudenti. Perciò abbiamo ideato un format che ci permettesse di e da qui vorremmo veramente segnare un punto di partenza, di rinascita e anche di resistenza. Io saluto
e sono veramente orgogliosa di averlo qui a Bertiolo, il Friulano Doc, quello che abbiamo individuato. In realtà è il Friulano Doc del 2020, come abbiamo detto l'edizione 2020 è stata annullata e avevamo però già individuato il Friulano Doc, che è Don Alessio Geretti. Perciò Don Alessio Geretti avrà la particolarità negli annuari di essere il Friulano Doc 2021 per questi 2 anni, molto fra l'altro significativi anche nella vita di tutti noi. Io lo saluto e lo ringrazio di essere qui con noi stasera e saluto anche Monsignor Angelo Zanello, che è appunto Monsignore della Pieve di Tolmezzo, è qui anche in rappresentanza del Comitato San Floriano, perché Don Alessio ha accettato, diciamo, questo premio, però volendolo condividere col comitato che dà lustro e che diciamo è artefice di quello che è il miracolo di cui anche andremo a parlare dopo di Illeggio. E Monsignor Zanello è delle nostre terre, del Medio Friuli, di Talmassons, perciò qui a Bertiolo è di casa. Approfitto di salutare anche gli amministratori presenti, il sindaco di Talmassons, Pitton, sempre presente, che ringrazio proprio per la sinergia che c'è fra le nostre amministrazioni, e così anche l'assessore Cividini, che è in rappresentanza dell'amministrazione di Codroipo. E naturalmente saluto il nostro presidente del Consiglio regionale, che ci onora spesso della sua presenza, perché Bertiolo lo considera casa sua, questa è la sua terra da cui è partito, sindaco sempre in relazione con noi e sempre presente. Mi fermo qua, avremo modo poi di risentirci e passo la parola a Sabrina. Allora, diciamo che per cerimoniale non dovrebbe, ma passiamo al Presidente del Consiglio regionale per comodità. Sì, no, ma credo che qui siamo veramente dire. in famiglia e quindi non ci attardiamo il cerimoniale. Dicevo, sì, c'è tanto Talmassons, no? Si è sentito, però io credo, come diceva il Sindaco, che una parola di sostegno, di conforto e anche di plauso va data all'amministrazione comunale di Bertiolo, alla Proloco, a tutti i cittadini e le cittadine che hanno voluto comunque segnare con questa festa del vino così particolare e con una ripartenza. Credo che sia stato comunque un atto da una parte di coraggio, nel senso coraggio più rispetto a quello che comunque dovremo affrontare nel futuro. Questa pandemia ci ha lasciato comunque un po' disorientati, ci ha chiuso nelle case, ci ha fatto sacrificare una parte fondamentale della convivenza civile, che è la relazione, la libertà, che è stata sacrificata sull'altare della salute pubblica. Però gli effetti sono effetti con i quali dovremo fare i conti anche nelle settimane, nel tempo futuro. Non è facile in qualche modo ritornare a quel senso di comunità, a quel senso di partecipazione, perché un po' la paura, un po' l'abitudine di essere in casa credo che insomma rallenti la possibilità, la naturale tendenza dell'uomo di essere uomo sociale, quindi di confrontarsi. Però bisogna creare le occasioni, se no non ne veniamo fuori. Quindi bisogna provarci, bisogna con attenzione, con tutto quello che si diceva, creare qui le occasioni per cui la gente torni alla relazione, torni a misurare in qualche modo la propria vita nel confronto con il prossimo. Perché se no non c'è misura, no? Se uno si chiude dentro il suo individualismo, è già tanto, voglio dire, un certo mondo ci spinge a essere sempre più soli e relazionarci attraverso magari i media sempre con noi stessi, perché poi i media sono degli specchi in cui noi guardiamo quello che vogliamo di noi stessi. Però ecco, se ci abbandoniamo a questo individualismo, in ultima analisi perdiamo quella capacità di misurare la nostra vita nel confronto con il prossimo. La relazione è questo, è misura reciproca. Se non abbiamo la relazione non ci misuriamo, e se non ci misuriamo
non conosciamo qual è il nostro posto all'interno della comunità. È come il fluido che non ha confini, va da tutte le parti. Allora, complimenti Marino, complimenti l'onore a tutti i collaboratori, perché avete creato un'occasione nel quale, insomma, c'è la possibilità di ascoltare e di confrontarci. L'altra cosa che voglio dire è che, insomma, il premio Don Geretti, insomma, quello che ha fatto insieme a Don Angelo, diciamo, hanno creato un esempio straordinario di una promozione culturale che è anche promozione sociale in un territorio complicato e difficile come la nostra Carnia, ma hanno ottenuto un risultato, cioè hanno dimostrato che si può fare. Quindi credo che, cioè, la visione, no, sia un po' profetica. Ne parlavamo prima con Don Angelo prima, la difficoltà della montagna, però credo che, insomma, il loro esempio sia un riferimento per cui ce la si può fare. È difficile, è complicato, ci sono tante cose nella quale anche le istituzioni si devono spendere in progetti, in programmi, però questo è un esperimento di successo. E cos'è un premio? Oltre che la gratitudine, voglio dire, no? La capacità di dire grazie, ma il premio, secondo me, è in qualche modo la definizione che viene, è come un faro, non so come dire, no? È come un faro che viene proiettato nel buio, nella tenebra delle miserie umane. Tutti siamo in qualche modo coinvolti in qualche miseria, alti e bassi, no? Nella nostra vita. E quando abbiamo la difficoltà, magari ci prende lo sconforto, ecco che dobbiamo guardare alle persone che sono esemplari, no? Che in qualche modo hanno realizzato un esempio di successo, un esempio che ha funzionato. E allora credo che, insomma, con questi sentimenti ricevere un premio non è la chiusura, ma diventa un inizio, perché a quel premio, a quella persona premiata, ecco, dobbiamo guardare con gratitudine, ma anche con capacità di seguire quella strada. Cioè, il faro nella tenebra ci indica una direzione, e quindi cercare di seguire la direzione del bello, la direzione, come ha fatto Don Alessio insieme al Comitato di San Floriano, abituarci in un paese piccolo, in una realtà come la Carnia, molte volte di un'arte povera, no? Che invece, secondo me, invece è ricchissima, farla il luogo di eventi straordinari dal punto di vista culturale, con delle bellezze, dei quadri, delle opere che magari siamo abituati a vedere in grandi musei. Ecco, fare della Carnia un grande museo credo che sia stata una grande intuizione, perché ha consentito a quelle opere di parlare a tutti noi, alle persone che magari non avrebbero avuto la possibilità di fare un viaggio fino al Louvre, o fino al British Museum, o fino ad Amsterdam, al Rijksmuseum. L'hanno portato qui, cioè se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna. E allora questa capacità di disseminazione di bello nella nostra comunità credo che sia, ecco, questo faro a cui tendere. Quindi ringrazio Don Alessio e Don Angelo per averlo fatto, perché, insomma, qualche luce ogni tanto ci fa bene, almeno anche noi come istituzioni. E riporto il saluto del Consiglio regionale, del Presidente Federica, insomma, di tutta la Regione, che vi sono stati e li continueranno a stare molto vicini. Grazie. Grazie Presidente. Adesso passiamo alla parola a Don Davide Gani, parroco di Bertiolo. Don Davide, è un'occasione questa in cui a un rappresentante della Chiesa viene riconosciuto non solo l'impegno nel promuovere la spiritualità, la socialità, ma anche la bellezza dell'arte, che comunque fa bene alla spiritualità. Certo, anche perché parte proprio dalla nostra spiritualità, quello che vediamo sui muri, quello che vediamo, e che poi Don Alessio, insomma, ci spiegherà e ci ha guidato in questi anni a scoprire la bellezza, no? E parte proprio da questa spiritualità, dalla struttura stessa dell'uomo, che ha la possibilità, aprendosi all'alto, di esprimere quello che poi lui ha fatto diventare, o meglio qualcuno gli ha donato come talento. E allora credo che ci sia una cosa, sono molto breve e poco istituzionale, perché siamo confratelli, e quindi per me stasera è una gioia essere qui, perché intanto è un grandissimo piacere ascoltare Don Alessio. Questo lo riconosciamo tutti, ma anche perché riconosciamo che in un presbiterio, in una comunità sacerdotale, chiamiamola così,
Ci sono tante voci e la sua voce in questi anni di ministero ci ha portato sempre a guardare le cose grandissime, no? Ci ha aiutato a elevarci nel vero senso della parola. Ecco, ricordo un'esperienza, io l'ho sentita raccontare, ma nella Cappella Sistina erano in 600, se non sbaglio, 600 friulani con il viso in su a guardare, ad ascoltare la sua voce guida. Quindi noi non abbiamo una Cappella Sistina, assolutamente, però abbiamo una perla. E allora siamo di solito abituati a guardare le perle degli altri, ai gioielli degli altri, no? Invece io ringrazio di cuore l'amministrazione comunale, ma anche tutte le istituzioni, perché in questi anni porto anche i saluti di Don Gino, Monsignor Gino Pigani, ci sta permettendo, attraverso anche queste occasioni, di amare quello che c'è nella nostra terra. E Bertiolo è piccola, non è grande, però ha tantissimo da dare, ha tantissimo da offrire. E la prima grande sfida, grazie anche a queste occasioni, è quella di aprirci, come dicevamo sabato, a una dimensione proprio che va oltre i confini. E quindi ecco, grazie perché ci permettete di valorizzare una perla della nostra comunità, che è di tutta la comunità. È vero che è a fianco alla nostra Chiesa, nella nostra Chiesa, però è un qualche cosa che fa parte di una storia comune. Grazie e ancora grazie a Don Alessio e auguri, sapendo che ci donerai anche stasera qualcosa di grande. Grazie Don Davide. E adesso la parola al Presidente della Proloco, Marino Zanchetta. Marino, ce l'avete fatta quest'anno, grazie alle tante sinergie che si creano però qui a Bertiolo, perché siete in tanti a preparare questo premio e la festa del vino. Sì, è chiaro. Il merito non è solo nostro, il merito di tutti, tutta la comunità. Noi, chiaro, e mi rifaccio a quello che diceva il Presidente Zanin, abbiamo avuto il coraggio, non ci è mancato, abbiamo sempre detto andiamo avanti, quello sicuro, ma se non ci fossero tante persone dietro non saremmo riusciti a fare niente. Il supporto di tutti, chiaramente, dall'amministrazione alla Filarmonica anche ieri sera e di tante altre associazioni. Diciamo che è un modo strano di fare la festa, benissimo, però l'importante è andare avanti, quello è. Sono felicissimo di ospitare quest'anno all'interno della nostra manifestazione Don Geretti. Io e il sindaco abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo, di andare a trovarlo 15 giorni fa. È stato veramente un piacere ascoltarlo e sono sicuro che stasera ci delizierà ancora con delle perle superiori e ci farà apprezzare quello che abbiamo anche qua in comune a Bertiolo, in chiesa a Bertiolo. Ci avviamo alla chiusura di questa manifestazione, certo, ci avviamo alla chiusura in questa forma. Teniamo presente comunque che qualche piccolo evento ne faremo ancora perché chiaramente dobbiamo chiudere tutto il ciclo di tutto quello che è il nostro concorso. L'appuntamento che io do e spero veramente che sia in presenza è al prossimo anno. Quello è un grande augurio. Ripeto, il coraggio non ci manca, la volontà c'è, speriamo di trovarci a marzo, anche perché chiaramente qua c'è l'ideatore dell'Enoteca e mi ha chiamato una ventina di giorni fa, mi ha detto complimenti per il coraggio che avete per fare la festa, ma ricordati che dovete farla a marzo. L'ho tranquillizzato. Adesso è il momento di andare a conoscere l'ospite d'onore di questa serata. Udinese di nascita, si forma al Seminario Arcivescovile di Castellerio, ottiene una licenza in teologia dogmatica e una in diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana e viene ordinato sacerdote nel 1998. Già direttore dell'ufficio catechistico diocesano, delegato episcopale per la cultura, ciò che di originale possiamo trovare nel suo curriculum è proprio l'attività di curatore delle mostre d'arte che ogni anno rendono il Borgo Carnico di Illeggio una meta prestigiosa per l'arte e per la cultura.
Un'esperienza iniziata nel 2004, capace di attirare in questo piccolo borgo più o meno 50.000 visitatori all'anno. Mi hanno anche riferito di una novità in programma ad ottobre, ma questo ce lo faremo raccontare da lui, l'ospite d'onore di questa sera. L'abbiamo già salutato e io lo invito a raggiungermi sul palco. Don Alessio Geretti, lo accogliamo con un applauso. Buonasera, prego. Buonasera Don Alessio, ben trovato. Allora, mi hanno spiato che c'è in vista una direzione artistica dalle parti di Casa Cavazzini. È vero, ci vuole anticipare qualcosa, siamo curiosi. È vero. Casa Cavazzini è in ristrutturazione, la vogliono destinare a diventare una sede di grandi mostre con opere un po' da tutto il mondo che possano portare a Udine e in Friuli ulteriore arte oltre a quello che già a Illeggio facciamo, ma vista l'esperienza che abbiamo vissuto nel piccolo, audace e simpatico Borgo Carnico, ci hanno domandato se possiamo essere di aiuto in questa nuova vita artistica della città di Udine, per cui dal 16 di ottobre iniziamo una nuova splendida avventura. In bocca al lupo allora. Grazie. Don Alessio, questa sera lei ci aiuterà partendo dall'arte locale e in particolare da alcuni affreschi che sono stati riscoperti, affreschi del 1500, proprio qui a Bertiolo, grazie all'interessamento della sovrintendenza, al finanziamento della regione, opere che tra l'altro sono state inserite all'interno di un circuito, un contesto che si chiama Affreschi senza confini, che comprende opere che partono dall'Istria, arrivavano fino alla Bassa Friulana e adesso sono stati, diciamo, il raggio d'azione si è ampliato e è arrivato fino al Medio Friuli. La mostra è in corso alla chiesa parrocchiale, proprio prima il Don l'ha ricordato, fino all'11 luglio e adesso a Don Geretti la parola per illustrare appunto questo percorso alla riscoperta di questi affreschi. Grazie. Buon ascolto. Grazie. Anzitutto sono lieto, onorato, anche un po' emozionato di essere qui con voi, di partecipare a questa storica, mi pare di poter dire, festa di Bertiolo, che ha ritenuto di individuare anche nell'esperienza di Illeggio qualche cosa di significativo per tutta la terra friulana. Ringrazio chi ha pensato a questo e vi dico francamente che ho accettato, dopo qualche considerazione, qualche esitazione iniziale, ho accettato questa proposta per 2 o 3 motivi che vi dico con franchezza. Prima di tutto perché l'ho inteso non come un riconoscimento a una persona, ma a una compagnia, perché le cose che riescono sono in genere il frutto di una bella fraternità, di una bella collaborazione tra tanti, quindi a condizione che accettassero, che io accettassi a nome di un gruppo, ho accolto questo riconoscimento così gradito. Una seconda ragione è il garbo e la determinazione con cui il sindaco mi ha chiamato e mi ha fatto sapere già da tempo di questa bella idea, che poi per le vicende della pandemia è stata un po' più dilazionata di quello che si poteva immaginare, ma oggi siamo felicemente qui a viverla insieme. Una terza ragione per cui l'ho accolta volentieri è l'affetto e la stima che ho per Don Davide. Voi sarete sicuramente nella comunità di Bertiolo una consolazione per lui, magari una consolazione impegnativa, ma certamente una consolazione. Però credo di potervi dire che Don Davide sarà una consolazione per voi, come penso abbiate già sperimentato. E quindi anche come segno di sostegno e di affetto, di fraternità sacerdotale, di incoraggiamento, ero contento di essere qui. E poi una quarta ragione è che ho pensato, a dice intanto che si bev così bene a Bertiol mi daranno ben un buon tai, no? Spering. A Mancul, allora siamo qui insieme a vivere questo momento nel quale mi pareva una bella idea proprio partire, ragionando anche con il sindaco, con il presidente della Proloco,
con chi è stato a trovarmi alcuni giorni fa, a partire proprio da quello che c'è qui, dai tesori d'arte di questa comunità, e in particolare da quella cappella laterale ormai, però in realtà abside originaria dell'antica chiesa di San Martino, che ha da poco tempo regalato una bella sorpresa a Bertiolo e a tutto il Friuli. Vedete le immagini dell'esterno di questa cappella che benissimo tutti voi conoscete e che da qualche anno ha rivelato di custodire ancora integri gli affreschi, quasi completamente integri, gli affreschi che nel 1535 furono portati a compimento sotto l'impegno e la supervisione di 2 camerari che vengono anche citati in un cartiglio riportato in quegli affreschi, Pietro Vatte e Domenico Bigot. In particolare la parte alta di quella cappella, con le sue 8 vele e le 5 lunette, contiene tante immagini su cui è opportuno fermare un momento l'attenzione. Io non mi soffermerò propriamente solamente sulle immagini che quegli affreschi contengono, ma prendo lo spunto da questo e da tutto quello che c'è dietro per condividere con voi diverse riflessioni, diversi spunti di riflessione. Partiamo allora da una prima considerazione. Quello che è venuto alla luce, che è stato recentemente restaurato e qualche giorno fa inaugurato ufficialmente, è stato una sorpresa per Bertiolo, perché questi affreschi ritornati alla luce, alla vista, sono sicuramente una sorpresa. Stanno nella chiesa di San Martino, ma forse la chiesa di San Martino riserva ancora delle sorprese. Noi vediamo il santo titolare di questa chiesa, un santo veneratissimo in tutto il Friuli e in tutta l'Europa, anche per la sua straordinaria vicenda cristiana, che ha segnato per molti aspetti la storia dell'Occidente cristiano. Il titolo di San Martino dà da pensare. Quando noi ci imbattiamo in una chiesa, nella sua titolazione, ci dobbiamo sempre domandare quale potrebbe esserne l'origine e che cosa quel titolo potrebbe disvelare su storie remote e affascinanti, tutte da riscoprire. Forse è vero, la memoria di quel personaggio che nacque in terra di Pannonia, oggi Ungheria, in una località che attualmente si chiama Zombateli, e che poi si spostò a Pavia, e da Pavia a Poitiers, e poi a Ligugé, e poi a Tours, e via di seguito. È una memoria che potrebbe essere legata al fatto che le località di cui vi ho parlato sono collegate da una strada che passava di qui. La strada alta può essere davvero un tratto viario di antichissima origine su cui la famiglia di Martino è effettivamente passata, quando dalla Pannonia si trasferì a Pavia, diciamo nella periferia dell'attuale Pavia, perché il padre di Martino, veterano dell'esercito, aveva ricevuto come pensione e vitalizio, potremmo dire, un latifondo in quella parte dell'impero. Martino era un bambino ancora e nessuno avrebbe immaginato che cosa sarebbe stato di lui e quali scelte grandiose, anche coraggiose, avrebbe vissuto nella sua esistenza. Aveva meno di 10 anni sicuramente, perché una vicenda che lo riguarda e che è nota dai suoi biografi
lo vede già a Pavia quando aveva 10 anni di età e scappò da casa incuriosito dal fascino di Cristo, che voleva conoscere e per scoprire il quale decise di interrogare dei sacerdoti dai quali proprio fisicamente si fece tenere di nascosto per qualche giorno dalla sua famiglia. Poi lo riacciuffarono, ma la passione per Gesù era nata già chiara e robusta nel suo cuore e lo porterà fino al battesimo e poi a una vita completamente dedicata al Vangelo e alla Chiesa. Non so però se vi dovete accontentare di pensare che il titolo di San Martino qui a Bertiolo sia legato soltanto alla ipotetica memoria del passaggio di quest'uomo per la terra friulana qui accanto. Può darsi. Ma bisogna essere sempre più curiosi di quello che potrebbe sembrarci il giusto e continuare a indagare e a interrogarsi. Il titolo di Martino potrebbe anche disvelare qualcos'altro. Dalla terra di Pannonia, dove si erano stanziati da un po' di decenni, il 2 di aprile del 568 migrarono i Longobardi, guidati da Alboino, che entrarono in Italia, poi occupandola e dominandola in gran parte, non completamente, proprio attraverso la porta del Friuli. Molti di essi si stanziarono anzitutto qui, in questa nostra terra. Ma dovete tenere conto che le prime generazioni di Longobardi che si insediarono nel VI secolo qui in Friuli erano cristiane, ma secondo la versione ariana della nostra fede. Eretici, insomma, dal punto di vista della corretta dottrina, della memoria della Chiesa. E abbandonarono l'arianesimo di lì a poco, ma in un primo momento non avevano la stessa fede della popolazione che viveva qui, che era già cristiana, ma che lo era con una prospettiva differente. La convivenza fu pacifica, ma le differenti convinzioni, anche su materie di grande importanza, come quelle che riguardano la fede, la vita eterna e la salvezza, portarono inevitabilmente a tracciare dei confini, a dividersi. E i Longobardi di prima generazione scelsero alcune località dove si stabilirono e stabilirono il culto dei santi a loro particolarmente cari, come Maria Maddalena o Michele Arcangelo, spingendo gli abitanti locali in altri posti secondari dal loro punto di vista, dove loro avrebbero potuto continuare a vivere e anche a credere e a pregare secondo la fede dei loro padri. Quando questo fenomeno avvenne in terra friulana, avvenne anche che nello spazio di poca distanza ci fossero così due chiese, una frequentata dai Longobardi ariani con un certo titolo e l'altra, non lontana, frequentata dalla popolazione originaria che oggi definiremmo cattolica. E la chiesa della popolazione originaria in quel momento venne molte volte intitolata a San Martino, scegliendo questo santo come una sorta di vessillo, di bandiera, perché una delle cose che caratterizzò la vita di Martino, la missione di Martino vescovo,
fu proprio un'intensa opera per stroncare gli ultimi residui di arianesimo nella terra di Gallia dove lui era all'opera. Uno degli emblemi della battaglia contro l'arianesimo era proprio Martino per la Chiesa antica. E dunque in molti posti del Friuli questo titolo ha a che fare con la necessaria improvvisa convivenza con i nuovi arrivati e con la necessità di ribadire le nostre radici cristiane autentiche rispetto a quelle inquinate o devianti dei nuovi arrivati. Non so se a Bertiolo avvenne questo, ma sarebbe curioso indagare di più e capire se il titolo della vostra Chiesa è legata alla memoria di questo santo proprio perché già nel VI secolo la cristianità organizzata di qui ritenne importante ribadire la fede autentica e ereditata dai loro padri. Potrebbe essere questo, quello che avvenne. Un secondo aspetto interessante, guardando quella cappella anche dall'esterno, non solo dall'interno per ammirarne gli affreschi, ci viene suggerito dalla direzione che essa ha. Non è difficile accorgersi, guardando l'edificio della vostra chiesa, che è del 1702, percepire che la cappella laterale è sbilenca rispetto a tutto l'edificio. Non ne segue l'orientamento né in asse né in modo perpendicolare. È proprio un inserimento storto, potremmo dire. Questo è il segnale, giustamente analizzato e compreso in questo modo, che quella non è una cappella laterale fatta in un secondo momento, ma è una preesistenza che si ritenne di non cancellare. Probabilmente in un momento in cui era necessario ingrandire la chiesa di Bertiolo, ma non si poteva farlo nella direzione dell'antico edificio, perché forse il terreno non lo permetteva, e si scelse quindi un nuovo orientamento per l'edificio del 1702. Ma come era orientata la vostra antica chiesa? Quando l'ho vista mi sono un po' incuriosito, perché l'orientamento di quella chiesa è un vero orientamento, cioè come dice la parola è una costruzione in asse verso l'Oriente, verso il luogo da cui il sole sorge. Questo è un indice di antichità, perché solo le chiese di antichissima fondazione, di IV, V secolo al massimo, conservavano questa inclinazione ben precisa, con l'abside costruita a partire dal punto dell'orizzonte in cui il sole sorge, e non dal punto in cui il sole sorge in un giorno qualsiasi, ma dal punto in cui il sole sorge il giorno dell'equinozio di primavera, che poi per la festa del vino va anche bene come momento, mi pare di capire, visto che ci tenete alla collocazione tra San Giuseppe e l'equinozio di primavera. Idealmente il mondo antico pensava che l'universo iniziò ad esistere il giorno dell'equinozio di primavera, che era il giorno del suo compleanno, il compleanno del cosmo intero. Se quindi bisognava prendere una direzione nitida verso il sorgere della luce, di modo che entrare in chiesa volesse dire fisicamente voltare le spalle alle tenebre, cioè al male, al peccato, a Satana, e volgersi alla luce che sorge senza tramonto, cioè a Cristo e alla sua rivelazione, allora non è strano che all'epoca gli architetti facessero attenzione anche a questi dettagli naturali. Il 21 marzo a Bertiolo, dove sorgeva il sole. Ora dovete però sapere ancora una cosa,
che il 21 marzo facciamo un esempio, dell'anno 430 d.C., a Bertiolo il Sole sorgeva all'orizzonte in un punto diverso da dove oggi sorge il 21 marzo. Il Sole si è spostato all'orizzonte. In realtà il Sole è sempre allo stesso posto. È il nostro pianeta su cui noi viviamo e ci agitiamo e costruiamo chiese, che ha un fenomeno interessante. Si chiama precessione degli equinozi. È il fatto conseguente all'inclinazione dell'asse terrestre. L'asse della Terra è inclinato e la Terra gira sul proprio asse. Ma il fatto che il suo asse sia inclinato determina una certa oscillazione del pianeta. Cerco di farvi un esempio perché capiate cosa voglio dire. Vi ricordate quando da bambini si giocava con la trottola? O avrete visto i vostri figlioletti o nipoti farlo? Avete presente come alla trottola tu imprimi il movimento rotatorio sul proprio asse, che la regge in equilibrio, ma la trottola raramente ruota rimanendo in asse perpendicolare al terreno. Molte volte comincia a fare un piccolo movimento rotatorio, come un piccolo cono. Ecco, il nostro pianeta si muove così nell'universo. La Terra gira su se stessa e l'effetto per noi visibile è l'alternanza del giorno e della notte o la rotazione delle stelle del cielo durante la notte. Ma questa rotazione della Terra ha anche una piccola ondulazione, piccola, fa un giro intero ogni 25.736 anni. Forse non ve ne accorgete a occhio nudo. Anche se fate male a ridere, perché i babilonesi che non avevano telescopi se ne erano accorti e l'avevano calcolata esattamente. Giusto per farci un po' arrossire, che noi, pieni di mezzi, a volte ci lasciamo sfuggire delle cose perché andiamo di fretta, mentre gli antichi, più poveri di mezzo rispetto a noi, sapevano più cose su certi punti perché avevano il tempo e la pazienza di osservare e di riflettere. Qualcosa ancora da loro dovremmo imparare. Ora, sarebbe interessante vedere a quale punto esatto dell'orizzonte, Don Davide, domani con i calcolatori avrai lavoro da fare, a quale punto esatto dell'orizzonte va quella cappellina. Perché potrebbe dire indirettamente in quale anno è stata fatta, visto che l'archeoastronomia ci permette di sapere in che punto dell'orizzonte il Sole stava proprio, in che momento della storia il Sole stava proprio in quel punto dell'orizzonte quando sorgeva il 21 marzo. Potrebbe essere un'altra indagine da fare. Forse, insomma, la vostra chiesa di San Martino vi riserverà ancora qualche sorpresa. Cambiando immagine, vorrei con voi entrare nella chiesa, nella cappella e alzare lo sguardo. Lo so, non l'ha affrescata Van Gogh, la scoperta sarebbe stata un po' più emozionante se così fosse avvenuto. Non conosciamo i nomi degli artisti che hanno dipinto magnificamente su quelle superfici, però hanno fatto una cosa che c'entra con questo quadro celeberrimo di Van Gogh, La notte stellata. Ci hanno aiutati, quando siamo lì dentro, ad alzare il nostro sguardo verso il cielo, a volgere gli occhi verso il cielo. Avrebbero potuto i vostri predecessori lasciare bianche, nude, le superfici di quelle vele, di quelle lunette che fanno da corona all'altare antico. Ma hanno ritenuto
come di sfondare l'architettura e di darvi l'illusione di vedere un mondo che sta al di là del confine di questo mondo visibile. Di modo che quando si entra in chiesa e si entra al cospetto di quella cappella, lo sguardo abbia come la sensazione di vedere già il cielo nel quale siamo attesi dopo questa vita. Credo che senza ancora analizzare cosa c'è nel particolare cielo del San Martino di Bertiolo, questo sia un messaggio importante da cogliere. Se vogliamo capire qualcosa della terra, dobbiamo prendere in considerazione il cielo. Se vogliamo capire qualcosa della nostra vita sulla terra, dobbiamo imparare ad alzare lo sguardo e non a vivere a testa bassa o con lo sguardo ipnotizzato dalle cose materiali o dagli affari e dalle preoccupazioni che ci angustiano di giorno in giorno. Se viviamo sequestrati o consumati da queste cose che ci fanno abbassare lo sguardo, non capiremo granché della vita a lungo termine. Una delle missioni strabenedette della Chiesa e anche della sua arte per tutti noi è che ci aiuta ad alzare lo sguardo, a distoglierlo per un momento dalla scena di quaggiù e dalle sue attrazioni e seduzioni, per domandarci e ricordarci che senso ha il nostro pellegrinaggio in questo mondo, incantevole e tormentato. L'istinto di cercare il senso della terra e della vita nel cielo l'ha sempre avuto l'essere umano, un po' per lo stupore che prova davanti a un cielo stellato, che ti infonde il sentimento dell'immensità o il presentimento dell'eternità. È un po' perché abita il cuore di tutte le culture l'idea che nel cielo stiano scritti dei messaggi che noi dobbiamo saper decifrare. Questa intuizione magari si trasforma in qualcosa di superstizioso, di deforme. Vi ricordate gli auguri del mondo antico, pagano, che scrutavano i segni celesti o il volo degli uccelli per desumerne dei messaggi per la vita o per le battaglie della gente? O vi sovviene senz'altro dell'astrologia, che immagina in qualche modo che il nostro destino sia scritto come effetto del movimento dei corpi celesti e della loro collocazione? Una teoria oggettivamente bislacca, ma suggestiva. Questo è solo un modo di sviluppare quell'intuizione che l'essere umano si aspetta dal cielo, dall'immensità sopra di noi, qualche messaggio che ci aiuti a capire cosa siamo venuti a fare sulla terra. Mi ha colpito in questo senso che a Bertiolo, a San Martino, una parte importante e per fortuna anche abbastanza ben conservata degli affreschi vi mostri il viaggio dei magi, giunto a buon fine, a quella capanna dove trovano il Salvatore del mondo. I magi partirono da circa 800 chilometri di distanza. Non avevano il sangue di Abramo nelle vene. Non conoscevano le scritture di Israele e anche le avessero conosciute, non avevano motivi per prenderle in seria considerazione. Loro che venivano dalla tradizione di Zoroastro, Zarathustra, avevano i loro libri sacri, la Veda, dove si raccontava di varie ere del mondo, passate e future, e si prediceva qualche segnale cosmico nel cielo all'avvento dell'era decisiva, quando finalmente sarebbe arrivato un Salvatore che avrebbe rigenerato il mondo intero.
I magi discendenti di quella sapienza lì non potevano sapere chi fosse questo Salvatore. Sta di fatto però che osservando il cielo d'Oriente, nelle loro notti di studio, capirono che era arrivato il momento e capirono anche dai segni del cielo dove andare a cercare quel Salvatore. Se pensate che sono partiti da 800 chilometri di distanza e in un primo momento hanno sbagliato di circa 8 chilometri il bersaglio, perché sono arrivati a Gerusalemme, dove gli pareva logico andare a cercare il Salvatore, forse nella casa del re, e invece vengono dirottati di lì a poco a Betlemme, devono aver visto qualcosa di molto speciale e devono aver conosciuto i codici segreti del cielo in un modo che noi non sappiamo più. Eppure non hanno sbagliato né il luogo né il momento. La convinzione che il mistero da cui noi veniamo e che ci aspetta dopo l'ultimo dei nostri giorni ci parli e ci dia dei segni è una convinzione più che intelligente e i magi sono la prova di questo. Il cielo contiene messaggi. Certamente il cielo affrescato è un modo per esplicitare alcuni messaggi che ci raggiungono dal mondo di Dio. A Bertiolo gli artisti, probabilmente in dialogo con la committenza del tempo, il parroco, un piccolo gruppo che ha ragionato con loro non soltanto di quello che serviva materialmente o di quello che poteva di quanto poteva costare l'opera, ma anche di come farla, ha scelto determinate immagini per lanciarci determinati messaggi e su questo, al termine di questo mio intervento, mi soffermerò ancora un momento. Però anzitutto prendiamo in considerazione quello che vi dicevo poco fa, su questi affreschi realizzati in quella cappella nel 1535. Il dovere di essere un po' curiosi ci deve portare alla domanda: perché li hanno fatti in quel momento? Cosa stava accadendo? Guardando la struttura di quell'abside, di quella cappella, è la tipica struttura di un architetto, pensata da un architetto o dell'ultimo 400 o del primo 500. Sicuramente non è la versione più antica della chiesa di Bertiolo. In quel momento accadono delle cose importanti che potrebbero aver costituito l'occasione, il motivo per affrescare, ristrutturare, rinnovare la chiesetta del paese. Pochi anni prima, infatti, la terra friulana era stata sconquassata vigorosamente. Il 26 marzo del 1511, con epicentro a Pulfero, un terremoto del 10° grado della scala Mercalli causò 12.000 morti in terra friulana, e non soltanto nelle valli del Natisone, ma in tutto il territorio, anche in tutta la bassa, probabilmente anche da queste parti. Perlomeno di sicuro provocò dei danni importanti. Forse anche per questo si pensò di ristrutturare, consolidare. Forse la cappella che oggi noi vediamo è una aggiunta successiva a quel terremoto
per la necessità di rifare l'abside della chiesa antica. Magari l'aula si era abbastanza preservata, ma l'abside non così bene. E se l'avessero costruita subito dopo il 1511, è coerente con la forma, con le linee architettoniche che ha. Di lì a poco, terminata l'edificazione, la fanno dipingere. E arriviamo al 1535, quando vengono inaugurati completamente gli affreschi di quella cappella. Nel 1535 ne capitano di cose, non solo a Bertiolo. Il 15 di gennaio, questo interessante personaggio, Enrico VIII di Inghilterra, qui dipinto da Hans Holbein il giovane, si autoproclama capo della Chiesa d'Inghilterra, generando quello che è lo scisma anglicano, in un momento storico molto tormentato in Occidente, per molti motivi. Qualche mese più tardi viene completato, per guardare a qualcosa di positivo, Palazzo Te a Mantova, per i signori Gonzaga, una sorta di residenza di divertimento per una delle famiglie più ricche e più sfrenate, moralmente parlando, che l'Italia dell'epoca avesse conosciuto. E Palazzo Te era un esempio formidabile, come si vede per esempio in questa immagine della Sala dei Giganti, di quanto la pittura ad affresco fosse tenuta in considerazione in quel momento storico. Qualche mese più tardi ancora, Carlo V, imperatore, passa qualche giorno in Friuli, non a Bertiolo, ma passa qualche giorno qui, nell'ambito di un grande viaggio che lo porterà in diverse località per diverse vicende politiche e militari, lui che era a capo di un dominio vastissimo, sul quale il sole non tramontava, come siamo soliti dire pensando ai suoi possedimenti, e che in cuore sperava potesse completarsi ulteriormente per far rinascere l'antico ideale del Medioevo, cioè l'impero universale, dove sotto il segno della cristianità tutte le genti fossero radunate nella giustizia e nella concordia. Il sogno di Carlo non si realizzò mai. Passò di qui in Friuli, mentre succedevano queste cose sulla scena del mondo e dell'Italia o della nostra terra, qui si portavano a compimento gli affreschi della vostra cappella. Un cielo in cui vediamo lo scenario dell'eternità, lo scenario finale a cui approderà la nostra vita. Avete anticipato Michelangelo. Andando appena indietro, dovete infatti tenere conto che il Papa Clemente VII, il 22 settembre del 1534, incontrò Michelangelo a Firenze, facendo una breve tappa nel viaggio che il Papa intendeva fare verso la Francia. Incontrando Michelangelo, Clemente VII lo invitò ad abbandonare i lavori che aveva in atto in quel momento. Stava lavorando al complesso progetto di San Lorenzo. Non so se avete visto a Firenze San Lorenzo, luogo incantevole e non finito, proprio perché Michelangelo fu distolto da quel cantiere e destinato a qualcos'altro di molto impegnativo. Il Papa infatti gli domandò di mettere mano alla parete di fondo, potremmo dire abside anche se è piatta, della Cappella Sistina. La cappella che prima
abbiamo ricordato per un attimo. Clemente VII forse lo faceva per amore dell'arte o forse per non essere da meno di alcuni importanti predecessori. Sisto IV, dal quale la cappella prende il nome, tra il 1481 e il 1484 fece lavorare i maggiori geni dell'arte di quel momento storico e d'Italia perché affrescassero tutte le pareti laterali della cappella maggiore del Palazzo Apostolico. Non risparmiò risorse, chiamò Domenico Ghirlandaio, Pietro Vannucci, il perugino, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli e più tardi Luca Signorelli, i migliori del tempo. Sono diverse le proporzioni, ma anche qui voi avete fatto qualcosa di simile. Destinando una superficie importante sulla parete di fondo del vostro luogo di culto e di preghiera ad essere un luogo di bellezza e di rivelazione, un cielo affrescato che svela i suoi segreti e lancia i suoi messaggi. E per farlo avete chiamato gli artisti del tempo a vostra disposizione. Non erano Sandro Botticelli o Pietro Perugino, ma hanno fatto una cosa analoga. Clemente VII certamente non voleva essere da meno di Giulio II della Rovere, il nipote di Sisto IV, che, continuando l'opera dello zio, ritenne importante invitare Michelangelo, fu lui il primo a coinvolgerlo in quell'impresa, a dipingere l'intera volta della Cappella Sistina, il soffitto, fino a quel momento coperto da una stesura di intenso azzurro con delle stelle dorate a imitare un cielo notturno. Non avremmo mai avuto la creazione dell'uomo o di Eva o altre scene famosissime di quella volta affrescata da Michelangelo se Giulio II non si fosse deciso a coinvolgere quell'artista. Dopo queste due mosse, a Clemente VII parve necessario dare a Michelangelo il compito di completare l'opera dei predecessori pontefici e il discorso della cappella, che sul soffitto diceva come aveva avuto origine il mondo, sulle pareti laterali diceva come era stato salvato da Mosè in preparazione e da Cristo in pienezza. Ma bisognava spiegare sulla parete di fondo come andrà a finire il mondo. Forse Clemente VII, a onor del vero, aveva anche un altro obiettivo. Sulla parete di fondo della Cappella Sistina, lui regnante, sopra l'altare maggiore, che è ancora quello dell'epoca, ancora oggi, c'era una grande pala che invece oggi non vediamo più, dipinta anch'essa da Pietro Perugino, con la Vergine Maria in cielo, gli apostoli in basso e in mezzo agli apostoli Papa Sisto IV della Rovere. Credo che il segreto desiderio di Clemente VII fosse cancellarlo per sempre. Dovete tenere conto che a volte, non è il caso di Don Davide e di me per fortuna, ma a volte gli ecclesiastici sono un po' meno carucci di come li immaginate. In rari casi, d'accordo, però succede anche questo, perché la redenzione di Cristo fa miracoli, ma solo nei cuori che glielo permettono. E non è scontato che i nostri siano completamente a sua disposizione. Sicché Clemente VII aveva qualche conto da regolare con il molto defunto Sisto IV. Clemente VII infatti era un Medici. Forse suo papà lo avete presente, Giuliano dei Medici. Non era un figlio legittimo Clemente,
Era un figlio illegittimo, ma poi venne riconosciuto, venne avviato alla carriera ecclesiastica e pensa un po' divenne papa. Ma proprio a causa di Sisto IV si scatenò a Firenze quella congiura dei pazzi in cui Giuliano venne assassinato e Lorenzo si salvò per il rotto della cuffia. Penso che Clemente avesse poco piacere nella sua cappella privata nel Palazzo Apostolico di vedersi tutti i giorni la faccia non proprio simpaticissima di Sisto. E così, fra i motivi più elevati, anche quelli un po' più mondani o discutibili, devono aver spinto il pontefice a chiedere a Michelangelo di cancellare tutto quello che c'era su quella parete di fondo, su quell'abside, e di fare il grande giudizio. Era il 22 settembre del 1534, mentre qui stavano lavorando. Clemente chiese la rappresentazione della fine della vita e del mondo, del giudizio universale, il 22 settembre. Il 25 settembre Clemente VII morì all'improvviso. Non vide mai l'opera, ma forse l'ispirazione che aveva avuto era anche un messaggio dal cielo che doveva metterlo in allerta perché si preparasse al suo ingresso nell'eternità. Qualche settimana e viene eletto Paolo III Farnese, che immediatamente riconferma a Michelangelo l'incarico e lo chiama a venire a Roma e a mettersi al lavoro a studiare cosa avrebbe potuto dipingere. Lo so, voi vorreste che io concludessi che Michelangelo si è ispirato a Bertiolo. Capisco che sarebbe bello riuscire a dimostrare questo. Io ho cercato di darvi tutti gli elementi possibili, però non posso spingermi più in là di qui. Fate un po' di lavoro anche voi per tentare questa abile mistificazione finale. Ma anche se non è proprio verosimile questo, è vero che in quel momento, da più parti, pensate a Orvieto, l'Apocalisse dipinta da Luca Signorelli in un Duomo spettacolare. In quel momento da più parti si sente il bisogno di rappresentare dove e come andrà a finire il mondo. Probabilmente perché mai come in quel momento, in quegli anni, in quegli ultimi decenni, la gente che viveva al mondo, a Bertiolo come a Firenze, come a Roma, come da altre parti, aveva la sensazione di una grande incertezza, di una grande instabilità e dunque sempre di più si domandava dove andremo a finire, come va a finire questa storia appunto incantevole ma anche tremenda che è la nostra vita sulla terra. E ricordarcelo avendo davanti agli occhi come andrà a finire tutto diventa particolarmente importante, non per spaventarci nell'attesa della fine, ma al contrario per confortarci, sapendo a che traguardo siamo diretti. E allora concludo con le ultime considerazioni. Che abbiate o meno ispirato Michelangelo, di certo sul cielo della vostra chiesa, in quell'abside affrescata, di certo in quella piccola cappella Sistina che voi avete qui, avete voluto collocarvi davanti agli occhi la memoria di quello che ci aspetta e di quello che è essenziale sapere nella nostra vita. Ci sono profeti, evangelisti, padri, tutti concordi con i loro libri, i loro studi, il loro ingegno nel dire che Cristo è la chiave di lettura di tutto il mondo. Ci sono i magi, di cui già abbiamo parlato, e che incoraggiano noi tutti a somigliare a loro e non ai profeti di corte di Erode,
i quali conoscevano a memoria le sacre scritture ed erano in grado di dire immediatamente, quando il re glielo domanda, dove sarebbe nato il Salvatore del mondo. A Betlemme di Efrata, lo dice il profeta Michea. Ma ne avete visto uno andare a Betlemme? Loro avevano 8 chilometri di strada da fare e sapevano esattamente dove avrebbero dovuto andare, ma non si sono mossi. I magi da 800 chilometri di distanza, con molti rischi, a loro pericolo, si sono messi in movimento. I magi davanti ai vostri occhi non sono lì soltanto per farvi ammirare gli scrigni dei loro doni o i freni e i morsi dei cavalli ben preparati per accompagnarli in viaggio. Sono perché anche voi facciate come quella figura di vecchietta che sta dentro la capanna dipinta negli affreschi di Bertiolo, andate a vederla se non ve la ricordate, e che guarda fuori dalla capanna verso l'alto, quasi a suggerirvi che anche noi dobbiamo saper fare la stessa cosa, come i magi, cogliendo i segni che Dio ci dà tutti i giorni e mettendoci in movimento, in cammino, altrimenti come i profeti di Erode saremo simili alle pietre miliari che indicano la strada, ma stanno sempre immobili nel posto dove li hai trovati e non fanno un passo. Bella roba. E poi, sollevando lo sguardo, nella vela centrale, trovate il Cristo cosmocrator. Il Cristo seduto su un cerchio, un globo. Non è esattamente la mandorla della gloria di Cristo. Se osservate attentamente non c'è la mandorla e non si può parlare di mandorla. C'è l'iconografia del Cristo cosmocrator. Torniamo indietro un attimo. Ancora una, ecco. Questa è a Ravenna, per esempio, San Vitale, che talvolta ci presenta il Signore glorioso e benedicente, in atto di parlare, di rivelare, di illuminarci, di aiutarci nella nostra avventura, talvolta impegnativa e faticosa, mentre Lui siede come su un trono sull'universo intero. Quel globo che voi vedete anche a Bertiolo è l'intera creazione, il cosmo, la storia, di cui il Signore Gesù è diventato il Salvatore totale. Non c'è nulla del mondo che gli possa scappare di mano. Per quanto accidentata, insanguinata e a volte piena di assurdità possa sembrarci la nostra vicenda in questo mondo, per quanto bizzarri o criminosi possano essere gli atti che fanno i potenti della terra, da Enrico VIII a Carlo V, da Clemente VII a Sisto IV, a quelli della nostra stagione, perché in fondo il mondo non è così diverso di come era una volta e di come sarà fino all'ultimo suo giorno, per quanto tormentata sia la nostra storia, Lui ne rimane il Signore e sa come portare a compimento tutto il bene che c'è nel mondo, che c'è nel cuore e nella vita della povera gente, che forse i potenti ignorano o talvolta calpestano. Ma il male finirà male e il bene finirà bene. E dunque i seguaci del bene non devono aver paura e non devono perdersi d'animo, per quante battaglie debbano sopportare e affrontare in ogni frattempo. Credo che questi siano dei bei messaggi che ci sono stati dati. Credo che quegli affreschi ci raccontino di tutto quello che vi ho detto, tra le righe ci rimandino a tante vicende storiche. Penso che ci rammentino come davvero dal cielo anche noi possiamo aspettarci messaggi, non perché li cerchiamo nelle costellazioni, ma perché ci mettiamo in colloquio con il misterioso e geniale autore del mondo che è al traguardo dei nostri giorni. E credo che i vostri vecchi vi abbiano lasciato la formidabile lezione che abbiamo bisogno di un po' di bellezza nella vita,
che stia lì, davanti al nostro sguardo, nei momenti importanti della nostra vita, perché la bellezza rincuora e fa un po' rinsavire. Gente abituata dalle frenesie quotidiane a vedere solo motivi di preoccupazione o di stanchezza o talvolta di avvilimento. Un po' di bellezza ci rincuorerà e vedere ogni tanto, entrando nella vostra chiesa, una piccola memoria del paradiso che ci aspetta ci rincuorerà ulteriormente. È molto bello poi, vedete, che qui a Bertiolo il Cristo Cosmocrator, Signore di tutto il cosmo, sia circondato da tutti gli apostoli, come si vede nell'immagine successiva. In quelle 8 vele ci sono i 12 apostoli insieme con lui. Anche questo è un messaggio incoraggiante. Non solo per il fatto che i santi ci stanno aspettando, ma perché quei 12 erano gli amici che Gesù aveva scelto e ai quali aveva promesso l'ultima sera che mangiò con loro prima di morire, che sarebbe andato a preparargli un posto, perché li voleva per sempre insieme con lui, inseparabili nel legame dell'amore e della gioia. Qualunque cosa ci capiti qui sulla terra o nelle vostre case, a Bertiolo, la vostra piccola abside antica con il suo affresco vi sta ricordando che nel tempo che passa i legami buoni che costruirete non passeranno mai e un giorno ci ritroveremo. E questo è uno dei motivi per cui possiamo guardare davanti a noi con una grande, immensa consolazione. Fossimo persuasi di poter costruire grandi cose, vincere grandi battaglie, conquistare enormi traguardi, ma un po' alla volta fossimo sicuri che ci dovremo perdere tutti di vista, sfilacciandosi la nostra vita di giorno in giorno, di anno in anno, e che alla fine rimarremo soli, alla fine anche noi dovremo congedarci dalla scena di questo mondo, sprofondando in un nulla senza rimedio, beh, non so con quanto coraggio e con quanta passione andremo avanti ancora. Avremo bisogno di stordirci parecchio, allora sì, in quel caso che si deve bere tanto, troppo. Ma se abbiamo la certezza che quando ci saluteremo sarà solo per un po' e che ogni nostro addio vuol dire in realtà arrivederci, allora cambia tutta la prospettiva e affronteremo ogni genere di avversità con un piglio e una decisione che nessuno ci potrà strappare dal cuore o spegnere nell'anima. Questo, mi pare, vi raccontino gli affreschi di cui siete onorabilissimi e sensibili custodi. Non preoccupatevi solo di restaurarne i colori e la tenuta, preoccupatevi di restaurarne l'eloquenza, cioè di trasmettervi di generazione in generazione che cosa ci stanno dicendo. È questo che mi premeva comunicarvi. Grazie. Io però prima vorrei dire 2 parole prima della consegna del premio. Innanzitutto grazie. Lei è qui stasera insieme a Monsignor Angelo che rappresenta qui il Comitato San Floriano con cui ha voluto dividere questo premio, me l'ha detto dall'inizio, come ha ricordato, ha detto sì, lo accetto, però lo divido proprio con chi insieme a Don Geretti, direttore artistico, ha compiuto quello che da più parti viene definito il miracolo di Illeggio e per il quale noi, il Presidente Pittoro, ha individuato appunto lei per questo premio. Io vorrei aggiungere 2 cose. Noi a lei consegniamo un premio, ma lei quello che ha lasciato qui stasera
è veramente qualcosa di grandioso, che va molto al di là di un premio. Ho detto, ci abbiamo guadagnato noi tantissimo ad averla qua ed è un orgoglio. Sono felicissima, ma l'abbiamo voluto registrare tutto il suo intervento, perché secondo me rimane veramente una pietra miliare e vorremmo che andasse al di là. Oggi non c'è tanta presenza effettivamente qua, vorremmo che invece fosse diffuso e le chiediamo da subito l'autorizzazione a poterlo fare, perché veramente, oltre ad aver dato lustro a, come ha detto Pieri Pittaro, aver vissuto oggi un momento veramente di grande cultura, non ha spaziato veramente in maniera eccezionale, che ci ha fatto fare veramente un percorso e tutto però riconduceva la nostra Bertiolo a quello che abbiamo, quello che i nostri padri ci hanno lasciato, perciò io le dico infinitamente grazie. E questo premio, oltre alla sua persona, oltre al comitato e al miracolo di Illeggio, è anche per quello che ha creato il comitato di Illeggio in una piccola frazione, 350 abitanti circa, però tutto quello che è successo non è successo per un uomo solo o per un comitato, hanno saputo coinvolgere tutta una popolazione, ce lo raccontava quel giorno che l'abbiamo incontrato e diciamo anche con un'idea di fermare quella che è un po' lo spopolamento tipico del paese di montagna, ma possiamo dirlo, tipico anche di piccoli paesi di pianura e piccoli paesi, perché tutti tendono a sfuggire, andare verso i grossi centri, le città, e ci vuole questo, e perciò veramente che sia qualcosa di esemplare per noi, per tutti, ma anche per noi amministratori come idea. E grazie infinitivamente. Pieri, direi tu. E tu come... Sì. Ecco, passiamo Questo è alla il consegna. premio, piccola cosa forse, a Don Alessio Giretti, premio Vinidoc per un friulano doc, 72esima festa del vino regionale Bertiolo 1091. È una creazione realizzata da un famoso artista locale, Innoro Zecchino, che rappresenta l'uva, la tradizione del vino di Bertiolo, l'impegno sacerdotale di Don Alessio Giretti, curatore di mostre d'arte insieme alla comunità di San Floriano. Grazie Don Giretti, grazie infinite. Avete sentito quale mostra di cultura vera è Don Giretti. Grazie infinite. Ecco, accanto... Prego, prego. Riconoscenti siamo, permettetemi di parlare al plurale per quello che è già stato spiegato, e che possa essere solo un modo per incoraggiarci gli uni gli altri, perché la nostra terra friulana è tutta fatta di comunità piccole o medie che potrebbero avere davanti la via dello sfilacciamento e della depressione o quella del coraggio, dell'innovazione, della bellezza, dell'audacia. Incoraggiamoci gli uni gli altri a fare ognuno il meglio che può, perché è una stagione in cui ce n'è tanto, tanto bisogno. Oltre all'opera di Giustiniano Paravano c'è anche la consegna del vino friulano DOC, che è il vino vincitore delle selezioni in quest'annata, no, della festa del vino. Esatto, il premio, diciamo in forma completa, è il Friulano DOC per un vino DOC per un Friulano DOC, e diciamo il friulano che ha raggiunto il maggiore punteggio nel concorso, nella mostra concorso Bertiulta al Friul, viene donato al Friulano DOC, in questo caso Don Alessio, che condividerà col comitato. Il vino, i preti lo bevono anche in chiesa, quindi doppiamente premio. Sì, confermo. C'è, è acceso. Dove? Prova così. Sì, confermo, è vero.
anche in chiesa, ma non solo. E anche questo molto gradito, lo apprezzo moltissimo, anche perché il buon vino e il lavoro che c'è dietro sono forme d'arte e dunque non potrebbero non incontrare il mio apprezzamento e la mia stima. Poi vi informo e vi condivido che sono uno che ci tiene alla salute e quindi con queste bottiglie mi atterrò alla saggezza che i medici mi indicano e a quella che ho imparato sul primo soccorso. Applicherò a queste bottiglie le 3 mosse indispensabili per il primo soccorso. Prima di tutto le stapperò per far respirare il vino. Poi accosterò l'orecchio al collo della bottiglia per sentire se respira. Se non sento che respira, farò immediatamente una respirazione bocca a bocca. Così mi hanno insegnato.